Te? Sono Alessandro. David. Per vedere la scuola oggi. Scusi prof, potrei portarlo a vedere la scuola un attimo in giro? Sì, va bene. Vieni con me. Sì, andiamo a pescare, ti faccio vedere le aule. No, ho sentito che fate anche corsi pomeridiani per prendere il patentino di saldatura e muletto. Sì, facciamo tutto, sarebbero corsi per adulti, quelli facciamo anche per i giovani, sono scontati al 50%. Comunque qui il percorso dura 3 anni, hai vari 5 indirizzi per cui scegliere. Comunque dai, te li faccio vedere tutti, ti porto ai vari laboratori. Ehi Pizzo, Ehi. ti ho portato un ragazzo qua, se puoi dirgli 2 o 3 cosette. Certamente, ciao. Allora, io sono Pizzo. Alessandro. E allora, questa è la carrozzeria, come puoi vedere. E abbiamo un box per la verniciatura, lì. Un'area preparazione alle sue spalle che ci servono per preparare i vari pezzi che abbiamo. Di fianco ancora abbiamo un box per le vernici dove teniamo tutti i materiali. E lì, come puoi vedere, abbiamo un banco dime e un banco sollevatore per le varie auto. Ah, bene. Oh, grazie, dai che lo porto a fare qualche altro giro. Benissimo. Ciao. Ciao Pizzo. Ecco, questo è il laboratorio dove lavoro io di solito. Ti presento il ragazzo. Poi Tommy, ti ho portato un ragazzo, se gli puoi spiegare 2 o 3 cosette. Ciao Alessandro. Noi del settore meccanico partiamo da una piccola idea, la lavoriamo tramite macchine utensili, collodiamo e mandiamo in produzione, sia in grande sia in piccola produzione. Grazie mille. Ciao. Adesso ti porto a vedere una macchina che si usa prevalentemente in terza. Adesso ti faccio vedere questa macchina a controllo numerico che svolge lavorazioni di pezzi tramite un programma scritto in linguaggio G-code. Questo è ad esempio un pezzo che è stato effettuato. Questo è il programma, premono i vari tasti e si effettua la lavorazione. Ci sono le cucine, adesso ti porto a vedere. Ciao Lisa, puoi parlargli un po' della sala? Questo è il nostro laboratorio di sala, qui svolgiamo le attività di sala bar e adesso stanno facendo servizio come vedi e facciamo servizio qui dal primo anno. Se vuoi dare un'occhiata. Grazie mille, sai? Questo è il laboratorio di cucina. Adriana, ti ho portato un ragazzo, se puoi dirgli qualcosina. Questo è il laboratorio di cucina, noi qui trasformiamo le materie prime realizzando primi piatti e secondi piatti. Abbiamo anche la zona dedicata alla pasticceria dove prepariamo i dolci. Da quest'anno è stato introdotto il sistema duale, cioè alternanza scuola-lavoro, tu puoi andare a lavorare con un contratto di apprendistato formativo. Grazie mille, Ciao, ciao. grazie. Ecco, questa è la nostra officina di meccatronica. Vieni pure dentro. Ciao ragazzi, ho portato un ragazzo, se potete dirgli qualcosina. Ciao. Ciao. Per diventare meccanico bisogna saper analizzare i scenari termici e processuali. Qua noi facciamo manutenzione ai pneumatici delle macchine e ridisegniamo impianti delle climatizzazione e facciamo vere e proprie diagnosi di auto. Laboratorio elettrico. Mario, ti presento il ragazzo qui, se puoi spiegargli Ciao. qualcosa. Io faccio 4 anni, ho prodotto un prototipo di una macchina elettrica. Infatti possiamo vedere la centralina, il motore e il differenziale. Il differenziale è stato costruito con la stampante 3D. L'abbiamo programmato su CAD, dopodiché la macchina, la stampante 3D è partita. Inoltre per le automazioni si usa il PLC, infatti lo possiamo vedere negli impianti civili o anche nell'impianto semaforico. Ciao, grazie, buon lavoro, sai?